richieste di soldi e maltrattamenti a Vittorio Veneto. Ventenne aggredisce e picchia i genitori, costretti a barricarsi in camera e a chiamare i carabinieri. Arrestato, resta in carcere. Processo Turetta, domani la sentenza per l'omicidio reo confesso di Giulia Cecchettin, che dal carcere scrive lettere in cui parla dell'ossessione per la ragazza e di perdono, diretta su Antenna 3 dalle 9:25. Accusato di stalking dalla sua ex fiamma 74enne, lui però un pensionato di 78 anni non molla. Il giudice lo mette ai domiciliari a Cade, a Preganziol. 3 vigili del fuoco ed un infermiere indagati dalla procura di Udine per la tragedia del Natisone a Premariaco. Il 31 maggio le acque del fiume inghiottìrono 3 giovani. Sanità veneta in costante carenza di personale, tetto al compenso dei gettonisti. La Regione risponde stanziando 150 milioni di euro e puntando a migliori condizioni di lavoro. Buona la prima prova del mercato di Treviso con orario prolungato. L'iniziativa del Natale trevigiano è piaciuta dagli ambulanti, la proposta di replicarlo per battezzare ogni cambio di stagione. Alluvione, terremoto, incendio, centinaia di studenti degli istituti Sansovino e Obici di Oderzo all'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile regionale per imparare l'approccio corretto alle situazioni di emergenza. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questi titoli, ma subito l'argomento del nostro sondaggio di oggi, che è dedicato ai social media. Nei giorni scorsi l'Australia ha approvato la legge per vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni, da Facebook a TikTok, diventando il primo paese al mondo ad imporre un bando di questo genere ai giovanissimi. Ecco quindi che vi chiediamo se anche in Italia, secondo voi, sarebbe giusto un provvedimento del genere. Vietare i social ai minori di 16 anni è giusto? Dunque questo il quesito al quale potete esprimere il vostro parere con una chiamata gratuita. I numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre l'esito del nostro sondaggio sarà reso noto nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. La cronaca ora rimane in carcere il ventenne che ha aggredito e picchiato i genitori. L'episodio di violenza domestica è accaduto a Vittorio Veneto. Voleva i soldi sempre di più e se non li otteneva aggrediva e picchiava i genitori. Una situazione di violenza domestica che ha costretto una mamma ed un papà, barricati in camera da letto, terrorizzati dal figlio di 20 anni, a chiedere aiuto ai carabinieri. È accaduto a Vittorio Veneto. Per il giovane sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato ed il giovane rimarrà in carcere. Il ragazzo da qualche tempo era aggressivo, minacciava la famiglia. Nessun problema di alcol né di droga. Un rapporto, quello tra il ventenne ed i genitori, che si è incrinato tanto da rendere impossibile la convivenza, una vicenda conosciuta anche ai servizi sociali. La situazione la conoscevamo, è una situazione molto difficile, ripeto, da parte del ragazzo, e cerchiamo per quanto possibile di essere vicino sia alla famiglia che al ragazzo stesso. Il ragazzo fino a qualche mese fa era in cura presso il centro di salute mentale, poi aveva chiesto e ottenuto di essere volontariamente dimesso e privo del supporto psicologico e soprattutto dei farmaci la sua rabbia è tornata ad esplodere. A scatenare l'ennesima lite, la pretesa di avere i soldi per comprarsi le sigarette. I genitori avevano pensato di accontentarlo dandogli 20 euro a settimana, una somma però che lui terminava già il mercoledì, tornando a chiedere ai genitori altro denaro. La situazione è degenerata sabato scorso. L'intervento dei carabinieri di Vittorio Veneto ha messo fine a questo calvario. Quando il giovane ha visto i militari ha opposto resistenza. Portato in carcere a Santa Bona per maltrattamenti e resistenza pubblico ufficiale, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto che rimarrà in carcere fino a quando non sarà trovata una comunità disposta ad accoglierlo e in cui possa andare ai domiciliari. Molti sono i giovani con gravi disagi, un fenomeno preoccupante. Queste situazioni accadono sempre più spesso e questo ci deve far riflettere su cosa fare per la nostra società, no? Quindi deve esserci una collaborazione, ripeto, da parte delle istituzioni, delle politiche sociali, delle forze dell'ordine. Il pensiero, ha spiegato il sindaco, va alla famiglia che si è trovata a vivere un incubo. Processo Turetta, domani la sentenza in Corte d'Assise di Venezia per l'omicidio reo confesso di Giulia Cecchettin, che dal carcere scrive lettere in cui parla di ossessione per la ragazza e di perdono che non si sente di chiedere. Udienza in diretta domani mattina su Antenna 3 a partire dalle 9:25.
La sentenza di primo grado è prevista per domani. Nell'udienza in Corte d'Assise che Antena 3 seguirà in diretta dalle 9:25, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio volontario dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, rischia l'ergastolo. Dal carcere di Montorio a Verona, dove è rinchiuso, il 23enne di Torreglia scrive lettere in cui racconta come siano montati la rabbia e il desiderio di annientamento di Giulia, tanto da studiarne il rapimento e ipotizzarne l'uccisione. Lui la minacciava di togliersi la vita se non fossero tornati insieme, un'arma di ricatto, il segnale dell'ossessione. Faccio fatica a scriverlo, si legge nelle lettere dal carcere dell'assassino reo confesso, perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza, quando secondo me erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere, ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita. Lo ha detto in aula, lo ribadisce per iscritto, le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato, quello che ho fatto è veramente terribile e grave, mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto. La procura ha chiesto l'ergastolo, la difesa ha cercato di smontare le aggravanti che comporterebbero la massima pena. Solo domani si vedrà se il pubblico ministero Andrea Petroni vorrà replicare, come pure le parti civili che rappresentano i familiari, e se il difensore Giovanni Caruso a quel punto prenderà nuovamente la parola. Fasi che la nostra emittente seguirà in diretta dalle 9:30. Giudici togati e popolari si ritroveranno infine in Camera di Consiglio per decidere e poi comunicare quale sia la pena che spetta a Filippo Turetta. Accusato di stalking dalla sua ex fiamma, 74enne, lui però 78 anni, non ha nessuna intenzione di mollare, così il giudice lo mette agli arresti domiciliari, accade a Preganziol. Si erano conosciuti in una balera, lui 78 anni, lei 74. Una notte di passione, ma la storia finisce subito, almeno per lei. Siamo nel 2017. Il pensionato innamorato vuole rivedere a tutti i costi la sua amata, tanto da trasformarsi in uno stalker. La segue, le invia SMS, la chiama. La donna esaurita decide così di denunciarlo. L'uomo è stato condannato con sentenza passata in 2 gradi di giudizio, ma il pensionato non rinuncia e passato qualche tempo torna nuovamente alla carica. Alla donna non rimane che presentare una nuova denuncia e si apre l'ennesimo procedimento penale. Così, dopo vari provvedimenti, dal divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che l'anziano si rifiuta di mettere, o l'obbligo di firma al quale non si presenta mai, quella firma, ha detto al giudice, è una cosa che mi verrebbe da dire stupida, ogni giorno devo andare a salutare i carabinieri e non so perché. Per lui scattano gli arresti domiciliari, ma il dubbio che ci ripensi e lasci stare la donna è più che mai lecito. Ed ora l'omicidio di Fiera dopo la requisitoria del PM Valeria Peruzzo, che ha chiesto alla scorsa udienza 4 ergastoli e 72 anni complessivi di reclusione per l'assassino di Rajip Kolgeci, il 52enne kosovaro ucciso l'ottobre del 2022 a Fiera davanti al bar La Musa di Viale 4 novembre. Questa mattina è stata la volta della ringa della difesa. Il PM ha chiesto il carcere a vita per Afrim Maksuka, il 52enne, anche lui kosovaro, che avrebbe inferto a Kolgeci il colpo di coltello letale che gli ha reciso la vena femorale. Per il 34enne Valmir Gashi, che avrebbe colpito la vittima alla testa con una chiave di quelle usate per cambiare le gomme dell'auto, i fratelli dei 2 indagati principali, il 35enne Leonard Gashi ed il 54enne Besin Maksuka, che con il loro comportamento avrebbero tenuto lontani i parenti del 51enne, favorendo così l'omicidio. Una ringa della difesa di 3 ore, durante le quali l'avvocato Mauro Serpico, legale del 34enne Valmir Gashi, ha posto l'attenzione sulle armi utilizzate per il delitto e sulle tracce di sangue ritrovate e analizzate. L'avvocato al termine ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prova. Il 6 febbraio prossimo ci sarà la sentenza. E ci spostiamo ora nel vicino Friuli Venezia Giulia. 3 vigili del fuoco ed un operatore della Sores sono indagati in merito alla tragedia sul fiume Natisone a Premariaco.
Sono 4 gli indagati per omicidio colposo plurimo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Sores e 3 vigili del fuoco, che sono le figure che hanno gestito la tempistica e la modalità degli interventi. Quel giorno Patrizia Cormos contattò il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, il 112 smistò la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, dove i 3 operatori indagati, dopo aver parlato con la ragazza, chiesero alla centrale Sores l'intervento dell'elicottero. Tutto ruoterebbe sulle tempistiche di intervento del mezzo aereo richiesto dalla Sores. Sembrerebbe che la decisione di far alzare in volo l'elicottero Drago da Venezia sia stata presa perché l'elisoccorso del 118 in quel momento era già impegnato in un altro intervento. Purtroppo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco arrivò sul posto quando era ormai troppo tardi. I 4 indagati sono stati raggiunti da un invito a comparire in procura per essere interrogati. I legali Maurizio Miculan e Stefano Buonocore, rispettivamente difensori dell'operatore della Sores e di 2 dei vigili del fuoco indagati, annunciano che i loro assistiti non si presenteranno all'interrogatorio e tutto sarà rimandato alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando gli avvocati potranno accedere agli atti del fascicolo e agli elementi in mano alla procura che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sembrerebbe tutto basato sulle registrazioni delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i soccorritori nelle sale operative e sulla relazione dei carabinieri. La chiusura delle indagini sarebbe imminente, considerato che gli indagati sono stati invitati a comparire entro questa settimana e che la convocazione degli stessi di solito è un passaggio che anticipa di poco la chiusura delle indagini e il passaggio alla fase successiva. La sanità veneta ora in costante carenza di personale, in parte coperto dalle prestazioni di medici ed infermieri anche in libera professione. Sono i gettonisti per i quali il governo ha messo un tetto ai compensi con il rischio di veder diminuire personale e prestazioni. In risposta la Regione stanzia 150 milioni di euro e punta a migliori condizioni lavorative. Noi stiamo tenendo in piedi, grazie ai nostri collaboratori, quindi medici, infermieri, OSS, un sistema che ha una carenza di personale perché non si trova. L'US 2 non trova personale, contemporaneamente il governo mette un tetto importante sui compensi a medici e infermieri che lavorano in libera professione. È la categoria dei gettonisti che di fatto sta sostenendo le strutture sanitarie di tutta Italia, con compensi però molto diversi da regione a regione. Ora il tetto è stato fissato a 85 euro l'ora per il pronto soccorso e rianimazione, 75 euro per gli altri reparti. Limiti che potrebbero disincentivare il personale sanitario, con il rischio di rallentare non poco la sanità trevigiana e veneta. I cosiddetti gettonisti ci aiutavano a portare avanti il sistema. Per carità, speriamo che grazie all'ampliamento nelle scuole di specialità di trovare tutti gli specialisti entro il 2025. Dal canto suo la Regione sta cercando di fermare la fuga del personale sanitario del pubblico intervenendo su 2 fronti: maggiori retribuzioni e miglioramento di qualità della vita. Abbiamo approvato in Consiglio regionale una legge che fa parte di un piano straordinario contro la carenza del personale sanitario. 2 tipi di azioni concrete: un fondo straordinario di 150 milioni di euro nei prossimi 3 anni per incrementare la retribuzione economica dei medici e del personale sanitario. La seconda azione è stata individuare tutta una serie di iniziative assieme a personale specializzato per favorire il benessere organizzativo, i tempi di vita e di conciliazione del personale che opera, soprattutto nei ospedali meno attrattivi. Buona la prima prova del mercato di Treviso con orario prolungato. L'iniziativa del Natale trevigiano è piaciuta e dagli ambulanti, tra le varie proposte, anche quella di replicarlo per battezzare ogni cambio di stagione. L'iniziativa ha avuto un certo beneficio per gli operatori, però dobbiamo dare seguito a questa iniziativa. Certamente non credo una volta al mese, ma se si facesse anche una volta ogni cambio di stagione potrebbe essere più che sufficiente come passaggio. Non c'erano tutti gli ambulanti dello storico mercato di Treviso, il 20% ha detto di no all'esperimento di sabato con l'apertura straordinaria fino alle 17, ma la maggior parte dei banchi ha garantito la sua presenza. Buona la prima dunque, con incassi non stellari ma soddisfacenti. Nel pomeriggio si parla di un 40% di incasso in più sul totale della giornata, quindi vuol dire che è stata venduta della merce, sicuramente non al pari del mattino, ma comunque un buon incasso
visto che comunque è la prima sperimentazione. Mercato full time spinto anche dalla massiccia campagna pubblicitaria trainato dal Natale, pronto ora a riproporre l'esperimento con una formula stagionale. Il mercato di Treviso è stato nominato mercato storico o riconosciuto come mercato storico in quest'estate. C'è stato un calo negli ultimi anni anche a causa del Covid, adesso l'amministrazione, soprattutto nell'assessore Vettoretti e nel sindaco Conte, ha ripreso in mano il boccino e sta cercando di portare avanti un mercato che diventi appunto l'emblema della città, visto che si trova davanti alla porta principale della città di Treviso. Intervento più a breve termine sarà intanto quello della pedonalizzazione dell'area del mercato con la riduzione del passaggio delle auto ai soli mezzi di soccorso, esperimento che inizierà da gennaio con i lavori di riqualificazione delle mura. A quel punto ci sarà necessità in piazzale Burchiellati per un periodo di tempo di spostare quindi di far scendere i banchi verso la strada che passa dietro al mercato. Questo potrebbe essere già un primo tentativo di valutazione della situazione che si viene a creare. Per il prossimo Natale, rivela intanto il direttore di Confesercenti Gianni Taffarello, è allo studio un nuovo mercato nella piazza dell'Università. Spazio ridotto, si punta sulla qualità. Tra 15 giorni i veneti sono chiamati ad eleggere i nuovi vertici del consorzio di bonifica e se fino alla scorsa tornata liste e votanti erano quasi solamente all'interno del mondo agricolo, la siccità e le alluvioni hanno acceso l'interesse anche di cittadini. Semplice al punto che per il consorzio Piave si è formata una nuova lista che mercoledì si presenterà ufficialmente a San Biagio. Sono la prima novità delle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici del Consorzio di Bonifica Piave, ma soprattutto è il segnale di una presa di coscienza dei cittadini sull'importanza di questi enti chiamati a rispondere alle conseguenze dei cambiamenti climatici tra siccità e inondazioni. Acqua di Marca si presenta ufficialmente mercoledì sera a San Biagio e si misurerà, e questa è la seconda novità, con 2 liste, frutto della spaccatura tra le associazioni degli agricoltori. Da una parte CIA Confagricoltura, dall'altra Coldiretti, che pare abbia deciso di correre da sola. Situazione decisamente nuova e frizzante rispetto al passato, dove le elezioni erano quasi un rito tra pochi, con lista unica e affluenza ai seggi che a malapena superava l'1% degli aventi diritto. Il 15 dicembre prossimo invece in molti stimano un'affluenza almeno moltiplicata per 6, ma c'è chi giura voteranno tutti gli aventi diritto, che solo per il Consorzio Piave sono circa 250.000 proprietari di terreni o abitazioni che pagano regolarmente il tributo annuo per la gestione delle acque piovane o per gli accessi alla rete irrigua. Insomma, una situazione nuova e per certi versi inaspettata dagli addetti ai lavori che almeno sul versante CIA Confagricoltura spiegano la spaccatura con Coldiretti come esercizio di democrazia irrigua. Abbiamo fatto un ragionamento di dare una possibilità in più di scelta ai cittadini per dargli una maggiore interesse, visto il maggiore interesse che c'è sul settore. Ciò non toglie che abbiamo una responsabilità poi a governare bene questo istituto, questo sistema che è così importante per i cittadini e per le aziende agricole, per cui dovremo trovare poi subito dopo ovviamente il migliore equilibrio possibile tra tutti i consiglieri che verranno eletti. La vera incognita sarà la terza lista che vede il sostegno anche di una frangia dei contestatori con i trattori del 28 febbraio scorso e che qualcuno sta già soprannominando i grillini dei consorzi, candidati ai quali il presidente di Confagricoltura Treviso lancia subito un messaggio chiaro. La democrazia è questo, insomma, la partecipazione è questo, l'importante è essere consapevoli di quello che si fa e cercare di capire e partecipare alla vita del consorzio. Furti a raffica nel comune di Vedelago, saranno potenziati i controlli e saranno avviati più pattugliamenti della polizia locale in concerto con i carabinieri. Questo per garantire una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini. Così il sindaco di Vedelago Giuseppe Romano, che spiega che l'azione proseguirà e verrà rafforzata nel prossimo futuro anche in vista delle festività natalizie. Non solo, ma nei prossimi giorni il primo cittadino ha organizzato un incontro con le diverse associazioni di cittadini impegnati nel controllo del vicinato in modo da favorire un'azione sinergica a supporto degli organismi di pubblica sicurezza, evitando sovrapposizioni o involontaria confusione. Il sindaco Romano sottolinea: ci troviamo di fronte a bande criminali ben organizzate di professionisti.
Si accende il Natale a Oderzo con una ricca serie di eventi e manifestazioni organizzate in città. Prima domenica d'Avvento in Piazza Grande l'avvio delle feste con l'amarezza di un episodio che ha visto protagonista un gruppetto di genitori maleducati. Palloncini bucati, carta da parati danneggiata, tulle strappato, palloncini di ricambio spariti, gonfiabili buttati a terra. L'avvio del Natale a Oderzo è stato macchiato da un episodio di maleducazione di un gruppo di genitori, più che di bambini, che giocando hanno distrutto il lavoro dei volontari nella casetta rossa di Natale in Piazza Grande. Evidentemente mamme o papà non hanno impedito ai figli di danneggiare la casetta allestita dai volontari dell'associazione Forò. Il pomeriggio è stata chiusa e invece di tenerla aperta tutte le domeniche la terremo aperta solo quando c'è Babbo Natale, quando possiamo controllare. Quindi l'amarezza è che una cosa fatta per tutti, quindi che doveva essere a beneficio di tutti quanti, per pochi che l'hanno distrutta, non sarà più a beneficio di tutti. Un dispiacere per gli organizzatori, che però non ferma certo le manifestazioni, davvero tante in programma per il Natale Opitergino. Facciamo tante attività che sono gratis per famiglie, per giovani, per anziani, in modo tale che il Natale sia inclusivo e non sia solo per chi può spendere. Cioè, questo è un messaggio che vorremmo far passare, perché la nostra cittadina ci tiene al Natale, facciamo tante attività, cori, tante cose. Novità di quest'anno il trenino di Natale che gratuitamente la domenica porta grandi e piccini in tour per la città. E poi cori natalizi, mercatini, spettacoli per i bimbi, concerti itineranti, eventi culturali. Un programma ricco e vario per allietare per tutti il periodo delle feste. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Tra poco restate con noi. Di GT Treviso, eccoci nuovamente in diretta. Continuiamo con la sanità, perché è stato inaugurato questa mattina all'ospedale di Vittorio Veneto un nuovo ambulatorio dedicato alla chirurgia della testa e del collo. Questo ambulatorio servirà per le attività di visita, di controllo e per l'esecuzione di interventi chirurgici di chirurgia ambulatoriale, di chirurgia maxillofacciale. Sembra la saletta di uno studio dentistico, in realtà è uno degli ambulatori più specializzati dell'ospedale di Vittorio Veneto. Prima e al momento unica struttura non centrale che comunque comprende un reparto altamente specializzato che copre l'intero territorio dell'URSS trevigiana. Perché nell'ospedale di Costa converge la specialità che prima era a Castelfranco, sia per gli interventi chirurgici ed ora anche ambulatoriali. Facciamo un esempio pratico. L'estrazione di un dente del giudizio, l'estrazione chirurgica, l'asportazione di cisti dei mascellari, la gestione dei traumi, la traumatologia dentoalveolare. Ma è nell'attività oncologica che si concentra il reparto, che vede 6 posti letto sia per interventi in giornata che per degenze più impegnative. E sono aumentati i casi in questi anni. Ma devo dire che per quanto riguarda i casi di tumore del cavorale, purtroppo il Veneto da sempre ha un po' un triste primato in Italia, e quindi sappiamo che c'è un'elevata incidenza purtroppo legata all'abuso di fumo di alcol. Sicuramente altre patologie sono in ascesa. E fortunatamente devo dire la verità che i traumi ultimamente sono forse un po' diminuiti. Alluvione, terremoto, incendio. Centinaia di studenti degli istituti Sansovino e Obici di Oderzo hanno partecipato questa mattina alla esercitazione organizzata dalla Protezione Civile regionale per imparare l'approccio corretto alle situazioni di rischio ed emergenza. L'elicottero del SUEM 118 che atterra sul campo sportivo davanti a centinaia di studenti è il momento più spettacolare della giornata dedicata alla cultura della sicurezza organizzata dalla Protezione Civile regionale ad Oderzo. Una manifestazione iniziata con la simulazione di evacuazione degli allievi degli istituti Sansovino ed Obici in caso di incendio e terremoto, per insegnare ai ragazzi comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze. Io credo ci sia molto da lavorare in questo paese ancora sulla cultura della sicurezza, e prova ne sia il fatto che ogni volta che piove ci sono gli argini pieni di gente che va a farsi i selfie, e questa è l'ultima cosa che andrebbe fatta, così come non andare nei luoghi dove ci sono gli incendi. E ci sono invece delle azioni che possono essere e devono essere messe in atto da ogni singolo cittadino per garantire e migliorare la risposta del soccorso. Sono le manovre di autoprotezione che è giusto che i ragazzi conoscano.
Obiettivo: imparare ad approcciarsi in maniera corretta al rischio e far conoscere ai ragazzi quanto complesso sia il sistema della protezione civile regionale, fiore all'occhiello del Veneto. Poi la speranza è quella che poi i ragazzi si appassionino, magari alcuni di loro si appassionino al mondo dei soccorsi, scelgano una divisa per poi indossarla quando saranno più grandi. E grande è stato l'entusiasmo dei ragazzi. È stato molto bello perché abbiamo visto comunque dal vivo, no, i mezzi che usano la protezione civile. È stato molto istruttivo, abbiamo capito soprattutto come intervengono i soccorsi. Abbiamo visto tanti veicoli, tanti mezzi che salvano tante vite. In caso di terremoto abbiamo capito come essere ordinati e come uscire in ordine. Devi anche avere, secondo me, anche essere proprio una persona forte, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché in situazioni di paura e panico devi riuscire a stare, sì, avere il sangue freddo e poter dare una mano. E qualcuno ha iniziato anche a riflettere su un eventuale impegno futuro nel mondo della sicurezza. Sì, è uscita fuori qualche idea che a qualcuno è interessato molto, anzi altri sono anche entrati dentro la macchina e hanno detto anche che gli piacerebbe fare questo mestiere. A me è piaciuto molto il lavoro dei pompieri che salvano la vita agli altri. Un mestiere che è molto difficile, però soddisfacente, sì. Aiutare gli altri, il prossimo, salvare vite. È stato presentato al pubblico e alle autorità cittadine il restauro dei 2 portoni storici dell'Istituto Riccati Luzzati di Piazza della Vittoria a Treviso, un intervento lungo e delicato che ha permesso di riportare all'originaria bellezza e solidità gli infissi in larice all'ingresso dell'edificio risalente al 1923. La dirigente dell'Istituto, Francesca Mondina, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'impresa che va a vantaggio non solo della comunità scolastica ma anche di Piazza Vittoria, su cui l'edificio si affaccia. I lavori sono stati realizzati sotto la supervisione della sovrintendenza. Giovani eccellenti, 46 premiati da Centromarca Banca per i risultati ottenuti nel percorso scolastico dell'ultimo anno, molti di loro già occupati all'estero. Sto anche commuovendo perché vedendo il sorriso di mio figlio e vedendo il vostro sorriso, che è un sorriso aperto e diverso da quelli che hanno un'età diversa, più avanzata, io dico che nonostante tutte le difficoltà che comporta avere un figlio, però vale la pena di farli i figli, perché non solo sono il futuro, ma io credo che siano il presente della nostra società. Le parole e l'emozione di Leonardo Manera, comico, attore e conduttore radiofonico sul palco del Best Western di Quinto. Il messaggio è per loro, 46 ragazzi premiati per i risultati raggiunti nel loro percorso di studi nell'anno 2023-2024 e per i loro genitori seduti in platea ad applaudirli. Hanno ricevuto questi ragazzi una borsa di studio finanziata da Centromarca Banca. Tra i premiati i ragazzi che hanno conseguito la lode in studi come medicina, ingegneria, mercato e strategie d'impresa e innovazione digitale. Uno sguardo alle professioni del futuro con un focus sul cambiamento, argomento a cui era dedicato il monologo di Manera, che ha fatto ridere e riflettere. Dalle fake news all'intelligenza artificiale in un mondo in cui le professioni sono in continua evoluzione. Per noi è un indice di impegno, di passione, ci vuole grande forza di volontà, e questo per noi è un grande valore aggiunto per la comunità, per il territorio. Teniamo presente che non è solo premiare chi è stato bravo, è premiare e valorizzare chi potrà dare qualcosa di più a questo territorio. Diversi ragazzi premiati che stanno già lavorando, alcuni impegnati all'estero. Questi giovani sono già collocati in aziende, noi qualche volta, anzi molto spesso dovrei dire anche all'estero, e questo ci piace meno. Noi stiamo lavorando affinché questi giovani rimangano, perché sono valore aggiunto per questo territorio. Ed ora lo sport calcio. La settimana del Treviso inizia già pensando al big match di domenica contro la Dolomiti Bellunesi. La capolista ha un vantaggio di 4 punti sui biancocelesti dopo il pareggio di ieri a Montecchio. Buon per il Treviso che il campo d'Arsico sia scivolato contro il Brusaporto, lasciando così i biancocelesti da soli al secondo posto. Ma questo non cancella la sensazione di occasione sprecata nel pareggio contro il Montecchio.
I vicentini hanno venduto cara la pelle, spesso con le incursioni in contropiede, ma la squadra di mister Cacciatore, votata sempre al 4-4-2, ha dominato per lunghi tratti, mancando però più volte il colpo grosso, e ha pure da recriminare per un mancato rigore da 1000 dubbi al 47esimo. Con Aliuk in area di rigore viene quasi abbracciato da Zanella, anche se l'arbitro fa cenno di continuare. Ma tant'è, non può essere l'alibi di un killer instinct che è mancato al Treviso proprio in un momento cruciale della stagione. Perché sull'1-0 con il gol di Núñez al 21esimo la squadra non è stata capace di chiudere la pratica, subendo il ritorno del Montecchio. Pessima idea, pagata con il pareggio di Herman al 37esimo. 2 punti lasciati andare che pesano se pensiamo che domenica al Tenne arriva la prima della classe, la Dolomiti Bellunesi, che ora ha un solco di 4 punti davanti ai biancocelesti. Sono ore difficilissime queste, siamo ora alla pagina delle notizie da Belluno e provincia per la comunità dell'Agordino, dopo che un giovane 24enne sta lottando tra la vita e la morte dopo essere uscito di strada a bordo dell'auto appena comprata. C'è grande apprensione ad Agordo per le condizioni del concittadino Christian Selle, il giovane 24enne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto schiacciato tra le lamiere della sua Subaru nuova di zecca, ritirata il giorno stesso, e che assieme a un'amica ventenne stava provando sulla strada statale 346, arteria che collega le province di Belluno e Trento, attraverso il passo San Pellegrino. I due viaggiavano in direzione Falcade quando il conducente, senza che fossero coinvolti altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di carreggiata e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un masso a lato strada. Sono dovuti ricorrere alle pinze idrauliche i vigili del fuoco giunti dalla Val di Fassa per estrarre i 2 giovani dalla vettura distrutta. Qualche lieve contusione per la ragazza, mentre il ragazzo è stato immediatamente elitrasportato dall'elicottero di Trentino Emergenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni gravissime. La comunità agordina resta col fiato sospeso nell'auspicio che il giovane possa riprendersi il prima possibile. È quello che speriamo tutti, perché veramente siamo tutti in impressione, ma speriamo che ci siano presto notizie positive e che Christian possa ritornare presso la nostra comunità nel più breve tempo possibile, che tutto vada per il meglio. Volto noto in paese, Christian Selle ha passato gli ultimi anni lavorando gli inverni ad Alleghe in un negozio di articoli da montagna, mentre nei restanti mesi partecipa all'attività dell'azienda di famiglia in lavori di intonacatura e, sempre con la famiglia, alla gestione di un parco divertimenti ai piani di Pezzè ad Alleghe. In queste ore di grande preoccupazione l'amministrazione di Agordo si è stretta all'apprensione dei familiari. Christian è un ragazzo che conosco bene, molto conosciuto, ha passione dei motori, impegnato anche in altre discipline sportive, e anche la famiglia è una famiglia ben voluta, conosciuta, e stanno vivendo veramente momenti di particolare apprensione. Siamo tutti che lanciamo un grande grido di solidarietà e di aiuto perché Christian possa ritornare presto tra di noi. Nelle terre alte ora, dove il finanziamento di 4 milioni di euro dal fondo dei comuni confinanti consentirà di realizzare un percorso ciclopedonale attorno al lago di Centrocadore. Sarà un'opera di interesse strategico per l'offerta turistica dell'intero Cadore, oltre a un'infrastruttura viaria per i residenti. Con la convenzione appena firmata tra Fondo Comuni Confinanti, Unione Montana Centro Cadore e Provincia di Belluno, prende forma il progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale ad anello sulle sponde del lago di Centro Cadore. Lo specchio lacustre adagiato tra Cridola e Marmarole che bagna i comuni di Pieve, Calalzo e Domegge di Cadore. Un anello che è, a mio avviso, ma a avviso anche degli amministratori locali, una grande attrazione turistica, diventerà una grande attrazione turistica collegata anche a una serie di vie ciclabili che da Auronzo e da Cortina arriveranno in Centro Cadore. 4 milioni l'importo di finanziamento garantito dal Fondo dei Comuni Confinanti, a cui si aggiungono i 2 milioni destinati dai comuni di Lorenzago e Perarolo provenienti dall'ex Fondo Letta. Obiettivo: la realizzazione di un itinerario percorribile sia a piedi che in bicicletta sulla sinistra orografica del bacino alimentato dalle acque del Piave, che collegherà la diga in località Sottocastello con l'abitato di Domegge. Atteso entro la fine dell'anno l'ok dalla conferenza dei servizi che darà il via alla fase
dell'esecutiva, mentre plaude all'unitarietà di intenti della politica cadorina il presidente del Fondo dei Comuni Confinanti, Dario Bond. È il mettere insieme anche le risorse di fondi diversi, dai fondi comuni confini ai fondi Letta, che porta ancora più soddisfazione. Quindi i comuni di Perarolo e il comune di Lorenzano, che mettono a disposizione una grossa cifra, 2 milioni del fondo Letta, per fare un'opera e tutti assieme andiamo a realizzare questa, significa grande lungimiranza da parte degli amministratori. Un'integrazione che vale 20 euro, quella concessa da ULSS 1 Dolomiti e Regione del Veneto a GVM, l'impresa che gestisce il progetto di ristrutturazione dell'ospedale Codi Villa Putti di Cortina d'Ampezzo. A causare la revisione del piano economico finanziario, con costi originariamente quantificati in 166 milioni di euro, sono state dapprima le difficoltà legate alla pandemia, successivamente il rinvenimento di idrocarburi nel terreno ed il fallimento di una delle società partecipanti all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria dell'appalto. L'ospedale ampezzano risulterà di vitale importanza durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici di febbraio 2026 ed il nuovo contratto prevede l'introduzione di clausole penali nel caso in cui i lavori non fossero conclusi. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.